Novità importanti sul fronte legislativo per gli immigrati dai 16 anni in su arrivati in Italia e richiedenti un permesso di soggiorno della durata di un anno. Da oggi è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica riguardante l'accordo di integrazione tra lo Stato e lo straniero, ovvero un permesso di soggiorno a punti che si dovrà firmare presso lo sportello unico per l'immigrazione della prefettura o in questura. Nel decreto si evince che lo Stato si impegna ad offrire strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione, nel sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali, i centri per l'istituzione degli adulti, nonché con le organizzazioni sia del terzo settore sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri e il ministro per la cooperazione Andrea Ricciardi, per rendere l'accordo di integrazione un efficace strumento a garanzia di processo di reale inclusione sociale degli stranieri, hanno avuto una serie di attenzioni, quali la traduzione del testo in 19 lingue, sessioni di formazione civica a cura degli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo, ed altre iniziative tese all'integrazione dello straniero in Italia. I ministri raccomandano inoltre di recepire ogni utile indicazione proveniente dai consigli territoriali per l'immigrazione, al fine di adottare misure migliorative idonee ai bisogni dei cittadini stranieri. In sostanza, le istituzioni devono tendere ad agevolare il percorso di integrazione delle persone immigrate nel tessuto sociale. E a proposito di immigrati, sono arrivati a Porto Empedocle, a bordo della motonave Palladio della Siremar, i 63 migranti sbarcati nei giorni scorsi sull'isola di Lampedusa. Tra gli extracomunitari, tutti presumibilmente di origine subsahariana, vi erano anche 13 minori e un neonato accompagnato dalla madre. I minorenni sono stati trasferiti al centro di Borgetto, nel Palermitano, mentre 49 adulti più il neonato sono stati portati al CARA di Mineo, provincia di Catania.